Dino Risi. Buongiorno, grazie. Dino Risi. Grazie. Come va, Dino? Va bene, malgrado i troppi anni va bene. Vabbè, troppi anni, quanti saranno? Niente. Sono uno più di 90. Vabbè, un ragazzino. È contento di questo premio? Molto contento, i premi fanno bene, eh? Sì, fanno bene all'umore, a tutto. No, soprattutto quando arrivano in tarda età fanno bene, perché sì, da ragazzi non si apprezzano o non te li danno poi. Da ragazzo no, eh? No. Senta, come vede il cinema italiano oggi? Ma mi sembra che ha buona salute, insomma, promette bene, sì. Noi stiamo vedendo nel frattempo delle immagini del sorpasso. Che ricordi ha di quel meraviglioso film? Bellissimi, perché avevo 50 anni di meno, Pensavate, mentre giravate il film, che poi avrebbe avuto il successo che ha avuto? No, assolutamente, anzi, eravamo convinti che sarebbe stato un fiasco. Il produttore Mario Cecchigori, dopo una proiezione che finì in un silenzio glaciale, mi disse: vabbè, vuol dire che domani io torno, apro un night come era stato lui padrone di night, e tu torni a fare il medico, così chiudiamo la partita. E che era medico Dino Risi? Sì. Ma va, specializzato in? Stavo specializzandomi in psichiatria, poi ho fatto 6 mesi al manicomio di Voghera e ho capito che... Ecco dove ci siamo visti allora. E poi ha avuto a che fare con gli attori. Che differenza c'è? Ho passato un altro manicomio, molto più divertente. Allora, caro Dino Risi, noi veramente le diamo un abbraccio corale da tutti qui. Noi le facciamo queste congratulazioni per il nastro d'argento. Un abbraccio, evviva il cinema italiano, evviva il grande papà del cinema italiano, Dino Risi. Benvenuti a Viva Radio 2. Viva Radio 2. Il papà ci ha lasciati soli, sì, e noi volevamo ricordarlo così, certo, con questa telefonata credo l'anno scorso, quindi ancora un saluto al grandissimo, un abbraccio sì, forte alla famiglia, Marco, certo, e Tano e il suo nipotino, quindi ciao Dino Risi. E ora inizia Viva Radio 2! Baldini, buongiorno. Buongiorno, Fiore. È bello ritrovarti qui, sì, e devo darti subito una notizia meravigliosa, che mi ha riempito il cuore questa mattina, proprio la orta era piena di gioia, di sangue vivo. Sì. No, non avevo più sangue, avevo solo gioia, perché il nostro CD è ancora primo in classifica delle compilation. Grazie a tutti quelli che l'hanno rubato, agli autogrill che l'hanno insomma masterizzato, hanno fatto qualsiasi cosa. È bello essere primi in classifica. Pensa che nella generale siamo avanti a Madonna, avanti a gente, chiappa qua, tanto in radio si può fare questo e altro. Allora, caro Baldini, stiamo per iniziare l'ultima settimana di Viva Radio 2. Eccoci. L'ultima settimana di Viva siamo Radio 2. tristissimi. Sì, proprio. È presente i ragazzini quando finisce la scuola? Sì, poi ci faremo i gavettoni venerdì scorso. Tutto. E di che cosa si parla? In questi giorni si parla di intercettazioni telefoniche, la maglietta, ma pensate, Baldini ha una maglietta con scritto: sono stato intercettato. Allora, devo a questo tal proposito, caro Baldini, è giusto, non è giusto che siano legali, illegali, c'è polemica. Vogliamo dare il carcere a chi intercetta. Attenzione, devo dirti una cosa, la direzione di Rai Radio 2 invece è favorevole all'intercettazione che ci siano, interna? Sì, e per dimostrare ciò non so che cosa ci hanno chiesto di mandare in diretta una intercettazione telefonica fatta qui proprio alla radio. Ma fra chi non si sa? Non si sa. Vogliamo sentire la prima, prego. Pronto? Ciao Enrico, sono Rosario. Ciao Rosario, come stai? Voi due, bene, tu? Bene, tutto bene. No, niente, volevo dirti che insomma, secondo me, sai, la nostra storia così, stanno accorcendo un po'. Ma dai, ma com'è possibile? Com'è possibile? È possibile. Guarda che quando ci guardiamo, insomma, si vede. Davvero? Ma io faccio di tutto per evitare il tuo sguardo, non so che cosa posso fare. Non lo so. Forse ci hanno beccato lì al motel, che ne so. Ma non è possibile, siamo entrati con 2 nomi fasulli, truccati, tutti con la barba finta e il cappello, cioè... ho capito, però
Si vede, qualche voce c'è in radio, comincia a girare. Forse il tuo nome era troppo farlocco in hotel, si sono accorti che era finto. Può essere. Comunque io te lo volevo dire, se ti voglio dire una cosa, lo so, adesso ci rimarrai male, ma io te lo voglio dire. Forse è meglio che smettiamo e che insomma rimaniamo amici. Ma dai, No, perché? non ce la faccio più, Enrico. Ma tu non mi puoi fare così, scusami, non ce la faccio più. Cioè, guarda, tu basta che quando andiamo in hotel non fai la russa quando facciamo le nostre cose. Perché si accorgono tutti che sei te. Vabbè, lo so. Però me è più forte di me. E poi scusami, io non resisto quando ti vedo che fai Paolo Fava con la tromba così, a me vengono in mente delle altre cose. Enrico, Io non ci sto dentro. sono cose che io già so, però ti lascio, mi dispiace. Ma no, ma non puoi fare così, ma io come faccio? No, non me ne frega niente. Fai finta di metterti con una. Una, ma che schifo, ma mi stai offendendo. Vabbè, Enrico, io ti saluto. Ciao. No, ti prego, non mi lasciare ciao. così, ma no, ma perché? Sì, è 1-1-2, Io eccoli. chiedo, queste cose non si fanno. Eccolo. Cioè mettere in onda le cose private. Ok, però aspetta un attimo. Stammi a un palmo da Però qui in mi avanti. dicono che ce n'è anche un'altra. Ora a sto punto io sono guarda, Ma non mandiamola. Allora io non guarda, mi No, dissocio. non mandiamola, No, dai. mandiamola. No, Sentiamo cos'è. Pronto Marco? Sì, ciao Enrico. Ciao. Senti, ho una buona notizia da darti. Cioè? Finalmente mi sono liberato di Rosario. Sei contento? Senti, passa a pigliarti alle 5. Sì, io non ne potevo più. Questo mi diceva sempre, sei la mia tromba preferita, Vabbè. sei la mia tromba preferita. Basta, è sempre addosso. Non si è accorto Non di è- nulla? Ma guarda, pensa di avermi lasciato lui. Vai, pensa a dirla. Sì. Senti, alle 5 passa a pigliarti, ti do 2 colpetti di clacson e scendi, mi raccomando. Va bene, Ciao. ok. Ciao. Oh, Enrico. Ti amo. Anch'io. Una banda di... Su un carro del Gay Pride ci dovevamo andare noi. Io la voglio sul CD. Questa Scusate, però diciamolo che era finta. Figurati. Però posso dirvi una cosa? Sì. Posso dirvi una cosa? Quando abbiamo fatto questa cosetta, Sì. ho detto a Cremonesi, mi raccomando, cerca di non sembrare finto. Cioè, infatti. sii reale. Oh. Grande attore Cremonesi. Sai che mentre registravamo però a un certo punto ho avuto dei dubbi, caro. Sì, anch'io. Posso dirti una Lasciatelo cosa? dire. Per calarmi nella parte abbiamo limonato un quarto d'ora. Io sto lacrimando, non so se lo vedete, ma mi escono le lacrime. Poi il tuo ti amo, Baldini, era veramente una cosa brutta. Va bene, a proposito Sì. di come si chiama lì? Cremonesi. Del Pelosetti lì. Attenzione, del Noce ascolta Viva Radio 2 e blocca tutte le altre telefonate. Attenzione. Non si sa mai cosa potrebbero Te mandare. credo io, te credo. Vabbè, dai. Che ridere, ragazzi. Allora, volevo salutare, posso fare dei saluti? Perché ci mancherebbe, ti ricordi dai. che avevamo detto che non potevamo andare al Gay Pride No. perché io avevo uno spettacolo a Pompei? Sì. Ecco, sono stato a Pompei a fare lo spettacolo per la Di Sana Illuminazione, che saluto. Purtroppo c'è stato un diluvio universale e lo spettacolo è saltato, quindi li volevo salutare. Però ho colto l'occasione per visitare gli scavi di Pompei che non avevo mai visto. Sono belli. rimasto a bocca aperta. Sì. C'è una cosa che tu non ci puoi. L'hai mai visto gli scavi di Pompei? No, sono stato sulla Salerno-Reggio Calabria io a vedere vabbè. gli scavi là, però no, non ho mai visto quelli Sono di quelli, Pompei. però, guarda, è la cosa che mi ha impressionato di più, che a un certo punto ci sono proprio tutte le mura di queste Della delle città cittadine, le antica, case. proprio, sì. Sul muro, sai cosa c'era scritto? No. Allegria. Si vede Lui c'era già. che c'era già stato. Sì. Allora, Sì. sì. Oggi parliamo degli ospiti che abbiamo oggi. Oggi Grandiosi. non abbiamo ospiti, abbiamo qualcosa. La vero, musica fatta vero persone. Cremonesi? Sì. Allora, avremo con noi il maestro Alessandro Alessandroni. Io qua c'ho tutto sul maestro Alessandro Alessandroni. Ha scritto tante cose, ha fondato anche un gruppo canoro, i Nuovi Cantori Moderni. Sì. Ha scritto proprio colonne sonore e poi si dilettava, diciamo così, a fischiare, perché c'ha un fischio particolare, in tutte le musiche western scritte da Morricone. Da Morricone. Quindi forse oggi avremo anche il piacere di sentirlo fischiettare. Fantastico. Qui, non è facile. No, è fischiare. Prova a difficilissimo. fischiare. No. Prova. Sì, vabbè. Senti, ciao. sono asfittico io. No, tu non sei proprio. Sì, invece te, No, te lo sei faccio- un merlo, no, tu sei un merlo. Aspetta, Sì. Bravo. Molto musicale. Questo è perfetto.
Il seghista era un minore. Sì, è un minore. Vabbè, poi sentiremo me. Se poi certo. avremo un come possiamo chiamarlo? Un musicista? No, è il che non lo so. Cioè, la scala musicale che cammina, forse. Stai attento che se ti sente Paolo Fava mi taglia la gola, è vero. Vabbè, parliamo di grandioso, Giovanni Allevi. Il pianoforte fatto persona. Che arriverà il pianista che il mondo ci invidia. Certo. È marchigiano? Sì. Marchigiano. Sì. Aspetta, adesso non ce l'ho. Ascoli Piceno, esatto, mi veniva, ce l'avevo qua sulla punta del. Lui è capace di suonare il piano con 5 olive ascolane legate sulle dita. Pensa a te. E riesce lo stesso, nonostante la panatura. Riesce lo stesso. Riesce a fare cose. Sì. Quindi oggi buona musica, abbiamo quindi. Sfasciamoci un attimo le orecchie perché con qualcosa fatto dal nostro maestro Cremonesi. Oggi, vai giusto. A chi è? Cos'è? Abbiamo uno special guest. Chi è? Lo dici così, dimmi chi è, no? Gilson Silveira dal Brasile, percussionista. Dove gioca? Gilson Silveira. Dove l'hai preso? È un mio amico. Ciao Gilson. Ciao. Come stai? Come stai? Bello. Bene, tutto bene. Tu sei brasiliano? Brasiliano, sì. Di onde? Belo Horizonte. Bello Horizonte. Belo Horizonte, senti come lo dici bene. Bello Horizonte. Sì. Senti, calmati, no, era così. Bello Horizonte. Sì. Cosa suona il pandeiro? Che sarebbe? Un tamburo. No, quando si dice una c'è un bel pandeiro, no? A Natale io lo mangio il pandeiro. Cos'è il pandeiro? Cos'è? Ah, quello. È quello, Utammoro, come si chiama in Sicilia? Il tamburello. Il tamburello. Esatto. Vabbè, allora Facciamo signori. partire lui, eh? Vai, parte lui. Beh, meraviglia. Fo. Rosario è rimasto incagliato nelle maracas. Potrebbe andare avanti così fino alle 4 di oggi pomeriggio, se non riesce. Sì? È bellissimo. Saper suonare uno strumento è bello. Cosa suoni su due palle? Il citofono. Due palle, esatto. Due palle. Allora, di cosa parliamo, ragazzi? No, consentimi di salutare Luca Sardella. Stamattina mi ha fatto una puntata. Che ha fatto? Su cosa? Ha fatto su tutto, menta, giaggioli, qualsiasi giaggioli. Io chiamo giaggioli. Veramente una meraviglia. Le malve. Grazie a Luca perché hanno spostato il lunedì e questo stiamo sentendo 7 secondi di Luca Sardella. Sì. Mentre c'è questa canzone crescono le piante. Sì, questa è la musicoterapia per le vostre piante. Mettete una canzone di Luca Sardella. E il vostro geranio diventerà di 3 metri. La vostra margherita si è ammosciata? Luca Sardella, vai! Stop! Ma hai sentito che scala? Manco Baccara. Questa è celentanata? Tu non ci sei. Si è celentanato alla fine. Io quando innaffio la verdena. La verbena? Sì. Tu non ci sei. Tu sei il mio gladiolo. Vedevo scompare. Tu sei il mio geranio che si appassisce sul balcone. Tu sei per me da ra 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 ra, e in tutti i sogni miei na 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 na. Luca Sardella, sei il nostro idolo. Eccolo là. Allora nel frattempo i nostri ospiti stanno per arrivare e ricordiamo che oggi iniziano gli europei. Cioè per noi iniziano. Sì, per noi. Sì. Ieri è stata una giornata meravigliosa. Devo visto dire, tutto io. per chi stava a casa non facevi a tempo a cambiare canale, c'era il motociclismo da una parte, l'automobilismo dall'altra, l'europeo dall'altra parte. Veramente io ho il mio divano, poi ho la mia forma che stamattina ancora non si levava. Sì, è proprio. Mia moglie felice, mia figlia, papà,
lasciami! Muta! Incredibile. Allora, Sì. Berlusconi dichiara che da oggi per fare il tifo per l'Italia non si deve più urlare Forza Italia, Bensì? ma Ale Squadra delle Libertà. Eccola. A proposito del Presidente, sentiamo, vogliamo sentire mi qualche sa novità? che chiama sempre a quest'ora, figurati se oggi non chiama. Eccolo, è lui sicuro, lo riconosciamo dal trillo. Pronto? Buongiorno, Buongiorno. Forza Italia, Ecco, Forza Ale. Italia Sì. e Forza Italia. Presidente, sono finite le elezioni. Dai, non faccia il pirla, lei lo sa che è un augurio alla nazionale per questa sera che giocherà contro i miei ragazzi dell'Olanda. Come con i suoi ragazzi? Quali ragazzi? I miei bei olandesini, Cioè? il Gullit, il Rijkaard, Van Basten e il Kluivert. Guardi, non giocano più, sono Incredibile. vecchi ormai, quelli. Ma come vecchi? Scusa, se io ho 40 anni, loro sì. cosa ne potranno avere? 25? 26 al massimo, no? Lasciamo Dai. perdere. Senta, a proposito d'età, l'altro dai. giorno non è stato tanto bene, si è dai. ripreso? Che è successo? Colpa mia, guarda, colpa mia. Lo Scapagno, Scapagnini. sì, per gli amici lo Scapagno, Sì. il mio medico me l'aveva detto, se vuoi vivere in eterno evita gli stress e le forti emozioni. Invece mi sono guardato allo specchio lo stesso e porca paletta mi sono visto una ruga che non c'era. Aia, un guaio. Guarda, e dire, guardi, sono anche in garanzia dopo l'ultimo tagliando che ho fatto non più di un anno fa, Ah, cioè, abbiamo eppure me ne è capito. spuntata Lo so, vabbè. una roba, guardi. Senta, Va bene. allora Presidente, stasera si guarda la partita. Ah, chi se la perde? Non vedo l'ora di vedere il capitano Buffon che entra in campo tenendo per mano quella dolce creatura scelta come mascotte della nazionale. Ah sì? Qual è? Uno dei figli degli azzurri? No, dai, su, il Brunetta. Ah, il Brunello, certo. Ma deve vederlo. Sì. È bellissimo, Ah, sì? con la divisa dei pulcini della nazionale sta benissimo. Speriamo che il sarto gli abbia fatto l'orlo ai pantaloncini. Perché... Quelli corti, eh? Ma sì, se mi inciampa in diretta mondiale poi dicono che il governo è caduto. Certo, capisci? ragione. Allora... Senta, ma i leghisti come si pongono lì rispetto alla nazionale? Sappiamo che loro hanno la nazionale guardi, padana. purtroppo Ah. sono un po' risentiti. Ah, sono sì, un po' lo so, risentiti. lo so. Purtroppo hanno sperato di vedere un loro giocatore doc in nazionale, ma niente. Insomma, un giovane bresciano che poi è stato scartato purtroppo. Un bresciano in nazionale? Sì, un figlio della Padania, Mario Balotelli, che Ma quello è- purtroppo... nero, va. Scusate, Sì. pronto? Sentiamo. Gianfranco, dimmi. Ah, è fini questo. Ma porca paletta, non piangere. Non ti capisco, Gianfri, non ti capisco. Si fanno i dispetti. Vuoi la scorta? Perché? Ancora. Ecco. Passamelo. Ecco. Umbi. Boss. Allora, esageri sempre. Io lo so che ce l'hai duro. Vabbè, lo sappiamo. Ricordi? Ma non si fa. Ma scusa un attimo, tu non puoi mandare un telegramma al presidente iraniano Ahmadinejad firmato da Gianfranco con scritto spari cazzate perché ce l'hai piccolo. Dai, grazie non Presidente. si fa. Arrivederci. I ragazzini è uguale, si fanno gli scherzi. Allora abbiamo una canzone si intitola, qual è il titolo di Occhi di ghiaccio? Ah, è una, bello. ci è arrivato Il nano dagli occhi un di ghiaccio. Sì, Sì. Occhi di ghiaccio. E la canzone si intitola Sole Nero. Se vuole il tuo amico da Silva, come si chiama? Silveira. Ci può suonare sopra sta canzone, se vuole. E io pure con le maracas. Va Sì, bene. vai. Allora, Sole Nero, dov'è il pezzo? Sole Nero, Occhi di ghiaccio. Quale sarà il gruppo e quale sarà il titolo della canzone? Beh, Occhi penso- di ghiaccio, la canzone. Sole Nero, prego! No, è Occhi di ghiaccio il gruppo. Ah, vedi? Sì. Questo è sua, è sua. Dove sono? Ecco. Io che mi chiedo se il sole potesse dar fuoco a quegli occhi che hai. Io sono luce che risplende, chissà che una dea si spogli nuda davanti a me. Tu, quell'eterea speranza che un giorno diventi un istante per noi. Noi, cavalieri di un'assente libertà, la fiamma intensa splende ancora in me. Siamo figli di un sole nero che si è fermato sul ghiaccio sulla via. Adesso faccio lo strumento brasiliano, Non so come si chiama però.
Sembra un lupo con la bronchite. Io sono fisica per te, sono cenere alla cenere verrà. E siamo figli di un sole nero che non si sente che un pianto antico che Maestro Favaleggia. Grazie al nostro Enrico Cremonesi che è entrato al volo. Siamo gasati più del solito perché abbiamo questi due ospiti. Musicista e un compositore che sono anzi forse due compositori se non sbaglio. Certo. Beati loro che sanno creare, comporre, creare. Noi che cosa possiamo? Noi componiamo minchiate, l'unica cosa che possiamo. Esatto. Attenzione, cos'era? C'è una cosa, è una curiosità del maestro Alessandroni, che quando il maestro Alessandroni si fa la doccia e fischietta, immediatamente arriva Clint Eastwood a cavallo, gli si presenta lì, mi hai chiamato? No. Allora signore, attenzione, deve arrivare il maestro Alessandroni! Buongiorno maestro! Maestro, no, stia qua, maestro! Stia qua, stia pure qua, va si bene, metta la grazie. cuffia, ora, maestro Alessandroni, è un piacere, tanto conosce, come sta? Bene, grazie. So che viene da molto lontano. Sì, dalla Namibia. La Namibia? Sì, in Africa, no? Sì, in Africa. E che ci faceva in Namibia? Faccio dei concerti, ma soprattutto c'è mia moglie che è nata lì e quindi è come stessi a casa mia, insomma. Qui è tornato da poco proprio. Sì, è una settimana nemmeno. È bello, vedete, per uno torno in Italia dove va, viva Radio 2. Bello. Il contrasto. Guardate che qui c'ho la lista, diciamo così, delle cose che ha fatto il maestro. Leggi un po'. Che ne so, Mana Mana, vi ricordate? Mana. È giusta la tonalità così? Mana. Giusta? Mana. Ah, ecco, la fa Cremonesi, sentite. Mana. Che meraviglia. Potremmo andare avanti ore. Aspetta, perché il pubblico non la può fare. Certo, attenzione. dai, vai. Ok, non lo fate più. Meglio di no, dai, forse avete fatto una specie di Mana. Sì, appunto. Vabbè, questa è per citare, insomma, vedo Fumo di Londra, Sette uomini d'oro, l'Armata Brancaleone. Branca. Quel fischio è suo? Boom. È suo quel fischio lì? No, quello è troppo. Quello era da un pecoraio volgare. qualsiasi. Quello è volgare, mica uno fa i fischi alla pecoraia, il maestro fa i fischi seri. Seri. Insomma, qual è la cosa che le ha scritto, ad esempio, la musica più bella che lei dice, guarda, questa per me è la numero uno, quella che piace di più a me? Diciamo Morricone. Ah sì, su. Per un pugno di dollari. Ragazzi, per un pugno di dollari. Io quel fischio ce l'avevo dentro, io stavo a Carnevale sempre vestito e facevo. Era bellissimo, una cosa meravigliosa. Le voglio fare una sorpresa perché noi abbiamo Ebbimo. Sì, vabbè, tanto è uguale, nel nostro programma possiamo fare tutto. Ebbimo non è male. Ebbimo, è proprio più lontano. Passatissimo, Ebbimo. Morricone, Ebbimo Morricone, e lui al telefono ci fece una cosa meravigliosa. Lui era talmente contento di aver vinto l'Oscar che proprio lui non è uno, insomma, voglio dire, Morricone che si lascia andare troppo facilmente. No, prima perché è un timido. Sì. E allora quella volta ci fece il coyote al telefono. Dovrei averlo registrato da qualche parte. Speriamo. Ce l'abbiamo noi. Fallo sentire.
Questo è Morricone, vero? Senta, maestro Alessandrone. Come è riuscito a farglielo fare? Lo fece lui proprio. Lo fece lui di suo. Era Di suo, talmente era felice per contento. l'Oscar. Quel giorno avrebbe fatto non solo il coyote, ma la mucca, l'asino, tutto. qualsiasi Sì, anche la cosa. giraffa. Quel giorno. Senta, maestro Alessandrone, noi siamo veramente curiosi, vorremmo sentirla fischiare, perché il fischio. Intanto com'è nato? Chi si accorse che lei sapeva fischiare? Beh, io non lo sapevo, stavo alla Fonolux a Cinecittà e c'era il maestro Nino Rota, scusa. Mi verrebbe da dire me coglioni. Nel senso, cioè, mica, scusate, però ci stava bene. Nino Rota è scritto Ci stava bene, che non è che. Cioè, quando tu gli dici, sai, c'era come si chiamava, uno pensa che dice chissà chi Se gira. non sbaglio Nino Rota, è il padrino Nino Rota, se non sbaglio. Sì. Esatto. È il padrino, il scusate. film è il padrino, fra gli altri. Non ti voglio dire niente sul pianoforte che ho a casa io. Sì, Su quello non vi voglio dire vergogna. niente. Vabbè. Basta, c'ho un pianoforte a casa che uso come per mettere le fotografie. Appunto, sprecato, regalato a te perché Ci metto le fotografie. lo usa sopra. come mensola, pensa te. Vabbè. E allora diceva maestro? Quindi stavo in orchestra come chitarrista. Alla fine della registrazione il maestro fa: ragazzi, si rivolge all'orchestra e dice: avrei bisogno di una fischiatina, qualcuno. Siccome nessuno rispondeva, dico: maestro, ci posso provare io. E quindi da lì ho cominciato a scoprire che il fischio era adatto per il microfono, insomma. Sì, da lì ho cominciato. Maestro, facciamo una cosa, qui non abbiamo Nino Rota, abbiamo Mimmo Rotella. abbiamo Rondella proprio, qua, sì. Rondellino, Sì. però sicuramente si vuole mettere in posizione lì. Allora, questa è una cosa singolarissima, cioè un maestro. Che cosa suona? Si suona la chitarra, tromba, no? Fischia. Può Guarda, mettere? È una cosa meravigliosa. Cioè, lui è uno strumento musicale. Sì. Adesso, Anche Bozzi, però. Attenzione, il maestro sta prendendo. Ma lui fa altri tipi di fischi. Lui usa i fiati. Sì, i fiati, ma poi soprattutto sono anche, diciamo, accompagnati dall'olezzo che quindi fa. Però potrebbe essere una allora il specialità, maestro no? Alessandroni sta prendendo posto. Sì. Ha in mano uno strumento, però ce l'ha in mano uno strumento. Quello cos'è? Sì, il mandolino. Il mandolino. Sul quale vorrei fare una sigla, diciamo. Faccia lei, maestro. Faccia quello che vuole. Faccia quello che vuole, la radio è sua. One, two. Sì. One, two. Questa è la sigla. Certo, c'è lo spettacolo proprio sigla. Adesso dal mandolino si passa alla chitarra. Io già immagino. Pugno dei dollari. Dai. Io ho cambiato le armonie, se mi sente certo. Morricone. Ma è impegnato oggi, non c'è. No.
accompagnato ai rumori. Chi c'è ai rumori? Fantastico. Mamma mia, la prima colonna sonora fatta dal vivo. Dal vivo sembrava qua. di stare al cinema. Come si chiama? Adesso mi spiego. Tahir, lui si chiama Tahir Omeri Mohammed. Ah sì? L'ho chiesto alla scuola musicale di Al-Qaeda. Addirittura? Ah sì, è fantastico. Ma che bravo, ma sentite il rumore, faceva la frusta. Guarda cosa c'ha quello quello. cos'è quel coso L'ocarina. là? Sentiamo quello. Si chiama arghilofono. Sentiamo l'arghilofono come fa? Bellissimo. È il coyote di... Mazza, incredibile. Per un pugno di euro. Sì, sarebbe. Per un pugno di brutto. euro. Baldini fischia tutta la cavalleria rusticana. Figurati. La Ida posso Qualsiasi fischiarti. cosa. Maestro, rimanga lì che poi dopo magari facciamo qualcos'altro. Qualche altra cosa, fantastico. Poi arriverà pure a Levi, pensa se facessi. Starei ore a sentirlo, te lo giuro. Io sono il primo fan di... Purtroppo mi dicono che a Levi sta arrivando, però Sì? gli si sono incastrati alcuni riccioli nel tornello dell'entrata. E poi non passa il pianoforte dalla porta. Perché lui gira col pianoforte, certo. c'è il pianoforte della Proprio Piaggio, dietro. fatta adesso, c'è col Sì. parabrezza davanti. Viaggia con quello sul raccordo. Sul raccordo. Sì, infatti, vabbè. Sentite, Senti, occupiamoci gioca di nazionale, l'Italia, gioca l'Italia contro l'Olanda, una squadra che ci sta veramente simpatica. Quindi io parlerei della sfida di oggi delle 5 alle 6, quella lì delle 6. Romania-Francia. Ovviamente noi siamo un paese tu lo rumeno. sai, ormai siamo rumeni Sì, noi, un ormai po' siamo sì. rumeni e tifiamo Romania anche perché veramente. Tu sai la coppia d'attacco della Romania qual è? Sì, lo so. Dica e Mutu si chiama. Dica, Mutu. Esatto, non si intendono proprio. Dicevo anche perché i francesi, con tutto il rispetto sempre per i transalpini, Sì, appunto. noi ci stanno simpaticissimi. Ma noi A me sono è scappata, francesi. scusami. No, ma sai qual è la colpa di chi è? Di Domenech, è lui che fa sta Ogni volta antipatica che la dici Francia. Domenech. Vedi, viene proprio istantaneo. Domenech, che tra l'altro è nato a Marsiglia, quindi posto di mare, Sì. e quindi è un uomo di mare. Noi lo chiamiamo Domenech l'homme de mer, perché lui Esatto, di mare. Giustamente, di è mare. un homme de mer, Sì, per tutte le dichiarazioni che fa contro l'Italia calcistica. Sì, infatti. Si parla di calcio, Sì, ragazzi, non ci permetteremo mai a livello personale, sarà sicuramente una persona meravigliosa. Sì. Ma quando fa le interviste contro l'Italia, Chi? no. Domenech. Vedi, viene istantaneo. Quindi noi Sì. auguriamo a Mutu di fare una tripletta, mi Sì. raccomando, tifate Romania e viva la Romania! Viva la Romania! E viva i rumeni! Vai. Lo sai l'inno della Romania? No? Figura, manco quello italiano Lo quasi. so, certo. Qual è l'inno della Romania? Romania mia. Cremonesi. Però non è stata male. Secondo questa. me, guarda, a Levi si sta sentendo la radio perché lui nel Sì. suo pianoforte c'è anche l'autoradio davanti. Incorporata, certo. Se ne va, se ne Sì, torna sì, indietro. Cioè, questo è intervistato dalle migliori riviste del mondo, va Sì. a suonare in tutto il mondo. Viene qua dove c'è uno che fa Romania mia. Scusa, ogni cioè. tanto mi fai un rumore di ocarina, ogni tanto a Fayette. Come si chiama quello? Come hai detto si chiama? Ogni tanto così, Loca Buffali, com'è? Come si chiama? Ma senti che Come si chiama lo strumento? Loca Foca. Arghilofono. L'arghilofono. Fa anche le tacche ogni tanto, l'arghilofono, sembra. Allora, visto che si parlava di calcio, Sì. fatti gli scongiuri, un pronostico per stasera non ne facciamo. Non ne facciamo, esatto. parte Chiamiamo quello che- Cassano, il nostro chiamiamo amico. vediamo dai. che cosa hanno fatto in queste Sì, giornate. esatto. Sentiamo un po' Cassano e dopo Giovanni Allevi. Vai, sentiamo. Numero lungo perché chiamiamo fino giù in Austria. Sentiamo se c'è. Pronto? Ci sei? Acqua! Come acqua? T'ho fatto una battuta, cretina. Hai detto ci sei? Ho detto acqua. Mamma mia, la battaglia navale, ma non ci posso credere. Non l'ha capito. Sì, vabbè. Questi sono i suoi cugini. Scusa un attimo, noi, Sì. in qualità di famiglia Cassano, Sì, avevamo già intuito sì, che tu avresti, giusto? sì. Non avresti Che tu capito. avresti detto ci sei, noi ci eravamo preparati di Andrew. Ah, certo. Con la battuta, tu dillo ci sei? Ci sei? Acqua! Ah, Hai capito? E sì, qui certo. dovevamo scombisciarci dalla verità. E invece non è successo una No. rischio di niente. No, esatto. Non Senti. capite, voi Sì. non capite, non Cosa? capite l'umorismo. Certo, il fine è un... Bravi, Non lo Cassonetti. Poi Senti, ancora ridete con quelle cose lì. Con quale? Un uomo entra in un caffè, splash. Sai che mi ha fatto ridere? Come ci sei, non vi fa ridere, allora il caffè vi fa ridere. ah, è come le racconti tu. Cioè. Senti, vi siete preparati al match Per di... favore, amico.
Che ci dice? Vi siete preparati al match di questa sera? Al match? Che vero? La partita, vabbè, dai. Match. Non so che cosa. La partita. Dice la partita. Quale? È quella di stasera, vi siete preparati? Ah, giochiamo stasera? Sì. A che ora? Ecco. È come che hai anticipato di un'ora e 46, sì. Non ti preoccupare, che ora è la partita? La partita è alle 20:45. Perché? E che fai quello? Abbiamo un impegno. Come avete un impegno? Ma scusa, tu... Siamo ospiti alla Sai l'ultima austriaca, La sai l'ultima austriaca? Sì, ho capito. Lo sai, lì proprio il livello è altissimo. Sì. Vabbè, dobbiamo restare. Senti, ma dico, comunque, casomai dovessi giocare, sei preparato per la partita? Non lo so. Sinceramente. Cassano è più forte di lui, non ce la fa. Non lo so. Ci stiamo preparando. Ah, meno male. Se dovessi. Dov'è casomai? Casomai, ci stiamo Giocare. preparando. Gattuso, ad esempio, sta in mezzo ai campi, penso. Come in mezzo ai campi? Si è disteso per terra Sì. e si fa passare sopra dai trattori. Così. Per gli addominali, capito? Si rimbotta gli addominali. Beh, un bel sistema, dai. Materazzi allena coi cossi, allena, coi formaggiai svizzeri. Materazzi cosa fa dai formaggiai, E fa scusa? le scivolate sulle forme di gruviera e con i tacchetti riempie i buchi, hai capito? Ecco, ho capito, sì, Vabbè, sì, niente, vabbè. E basta, io mi alleno, Cosa fai? faccio i tunnel. I tunnel? I tunnel. Come ti alleni? Semplice, vado a San Gottardo e comincio a dribblare tutte le macchine in contromano. Ah, Non è fare un una bel cosa sistema. facile. No, dai, sì. E tra l'altro mi faccio anche il servizio fotografico con gli automelo. Ah, bene. Senti, allora, stasera giocate contro l'Olanda. No, non possiamo, io non ci sono, t'ho detto. Vabbè, ok, abbiamo capito. Io c'ho la sai l'ultima e Sì. poi dopo io stasera faccio un buttandurra a Bari Come? Vecchia, No, ma che- frega niente. Ma come a Bari Vecchia? E poi cosa fai? Prendi la macchina e vieni qua? A 25 minuti ci metto. Ma come 25 minuti? 25 minuti, ma sono tanti, lo so. Ma come purtroppo, tanti? Cioè, Mi fanno perdere tempo alla dogana. alla dogana? Sì, e loro mi dicono niente da dichiarare e io gli rispondo a tua sorella. e Ah, ho basta. capito, ecco, vabbè. Vabbè, senti, Vabbè, giochi vabbè. contro l'Olanda allora. Contro chi? L'Olanda. L'Olanda. Avete sentito quando che giochiamo? Eh, L'Olanda, sono dei poveracci. ma dai. perché? Van Basten, Van Nistelrooy, Van Bronkenol, Van Desarol, Van Dart, Van der Kuhl. Benissimo, Van der Kar- lasciamo Dai, perdere, Per sì. favore, Sì. perché non esiste questo? No, non c'era, l'ultimo che hai detto non c'era, era una tua libera interpretazione. Ah, ho capito, Sì, vabbè. Senti, devo andare. Va Ci bene. dobbiamo preparare che ci abbiamo. Sì, Hai va capito bene. cosa hanno detto? No, niente. Neanch'io. Va bene, ok, ciao, grazie Antonio. Ok. Ehi, Ehi, hai detto mi devo andare. noi ce ne andiamo quando decidiamo noi. Ok, allora quando Noi decidete. ce ne andiamo quando decido io. Ok, ho capito. Esatto, volevo dire due parole, solamente due parole. Dille. Al pilota della come si chiama? Della Formula 1. Sì. Raikkonen. Raikkonen. Tu l'hai Allora, detto. dimmi tu se questo è modo. Hai visto il Gran Premio? Sì, ho visto un pezzetto. Raikkonen è Sì. stato tamponato. Sì. Come si chiama quello lì? Hamilton. Hamilton. Esattamente. Ora voglio dire, sempre il nome di un hotel. Dove dormi stasera? All'Hamilton, è vero, sì. Vabbè, Anche un orologio. è stato tamponato. Raikkonen, che cosa ha fatto Raikkonen? Raikkonen. Raikkonen, sì, non è. Ah, Allora, Raikkonen, che cosa ha fatto? È sceso dalla macchina, Sì. l'ha guardato Sì. e gli ha detto, scusa, guarda che forse non hai visto il semaforo e quindi sì. mi hai tamponato è vero. e leggermente Ha avuto mi la hai rovinato plomba. il campionato del Esatto, mondo che sì. vale milioni di euro, ma Va- così simpaticamente, no scusa, se n'è andato. Ha avuto un bella plomb. Io sai, ma Che è successo, Antonio? tu chiedi a me, ma se uno passa con rosso Se uno, e ti lambe, ecco, se cosa uno fai? casomai ti tamponasse e passasse col rosso, cosa faresti? Sembra la Ferrari quando si mette in moto. Infatti. Intanto cominciava a dirgli, subito, lui scendeva dalla macchina e fa, senti, hotel a 4 stelle, come ti chiami? Hamilton. Sì. Lui fa, sì, metti 2 punti, lui metteva 2 punti, Sì. apri le virgolette Sì. e comincia, guarda, sei intelligente di Vabbè, quello. ok, lo- Cazzo, che ti faccio sto culo, ti Bene, faccio- beh, basta, che ti faccio grazie. il culo, che ti voglio fare, che ti voglio fare, Grazie. che ti voglio fare,
Eccolo là. La colpa è nostra che chiamiamo Antonio Cassano e non dovremmo. Cassano. È così che Signori, devi sta farci. per entrare Sì. il pianoforte che cammina Giovanni Allevi. Eccolo. Giovanni Allevi. Diciamo, leviamoci subito il pensiero che sta uscendo, perché c'è qui l'Arianna D'Aloia che, diciamo subito che sta per uscire il tuo CD. Va bene, diciamolo subito. Subito. Lo Esce il 13 giugno. Sì, lo dico io, no? Sì, se vuoi puoi dirlo tu. Ah, no, ma vabbè. non sta bene a un No. artista di parlare di queste No, cose. lo diciamo noi, Dai, meglio, perché sì. noi siamo persone venali, anzi dillo te. Va, Sì, va, sì, dillo. il 13 giugno esce il nuovo album di Giovanni Allevi. Si chiama? Evolution. È veramente, se domande da, cioè neanche, che ti posso dire, Massarini gli farei una domanda. Tipo? È l'evoluzione di quanto hai fatto fino ad oggi? Sì, bella questa. Ti danno il premio domanda dell'anno proprio. No, non lo so, Evolution Sì. perché? Sì, effettivamente è un'evoluzione. Ma intanto sono emozionato di essere qua. Lo so, Ringrazio capita ringrazio molto. tutti questi sorrisi Lui che è belli. stato nelle platee di tutto il mondo, capito? Adesso ragazzi noi scherziamo, perché qui è questo diciamo il... Però Giovanni Allevi è quello che oggi si può definire un fenomeno, il fenomeno Allevi che sta contagiando un po' tutti, non solo qui in Italia, no mi pare? Che bello. però vabbè, questo non dipende solo da me, dipende anche dal fatto che le persone sono sensibili, sono attente alle cose nuove, fresche, quindi sono Voi fortunato. dovreste vederlo amici da casa. Fantastico. E hai come la sensazione che fra 25 anni tu dirai io un giorno l'ho avuto a Viva Radio 2. Ci ho parlato, l'ho toccato, ho l'ho visto i suoi toccato. capelli. Ricordati di noi quel giorno, ricordati di noi, perché lui lui è veramente la modestia fatta a persona, è veramente emozionato, ve lo posso assicurare. Tu stai meglio quando suoni, vero? Sì, sicuramente. Il pianoforte è la mia ancora di salvezza. Guarda, adesso cominciamo con le domande, quelle banalotte, però che ti fanno sempre effetto. A che età hai cominciato a suonare? Sì, dai. 3 anni, tutti a 3 anni c'è l'inizio. No, io a 5 anni. Cardone? Scusa, che hai fatto dai 3 ai 5? Sassofono, ti meditato. Ho fatto sassofono, poi ho cambiato. Sì. Ma senti, a parte a me piace sapere le cose più strane, Sì. cioè la prima volta che hai visto un pianoforte. Ma era il giorno della recita della quinta elementare. No, aspetta. Quella è la prima volta che l'ho suonato. Io l'ho visto a casa, ovviamente. Era in sala ed era chiuso a chiave e mi era Perché vietato. qualcuno in famiglia suonava? Con lucchetto Sì, era chiuso? Sì, no, cioè, il pianoforte ha la chiave. Ah, c'ha la chiave. Tutti i Non lo pianoforti so. hanno la chiave. L'accensione? No, Io pensavo ci credo fosse no. elettronica. Vabbè, allora Giovanni... Allora mi era vietato di suonarlo, ma io avevo scoperto dove era nascosta la chiave. Cioè, ti avevano vietato di suonare il pianoforte? Pensa te, è come vietare Einstein di fare le formule matematiche, la stessa cosa. Vabbè, però forse sai che ti posso dire una È cosa? quello. È proprio per Bravo. quello. A lui il pianoforte, a me stimolato. purtroppo la Nutella. È vero, vedi. A me i cavalli, ma ho trovato la chiave però purtroppo. Tutti abbiamo trovato le chiavi di tutto. Tutti abbiamo la chiave nascosta. Quindi tu Giovanni hai trovato, grazie a Dio, hai trovato sta chiave, si è aperto sto pianoforte che hai messo subito le mani sulla tastiera? Cioè l'ho aperto io, non è stato aperto da solo. Sì, no, l'ho guardato perché ero talmente impaurito dall'idea di profanare questo. Tu l'hai divieto guardato? Che l'ho guardato Il una pianoforte ha suonato da sé. E allora l'hai guardato? Dopo una settimana ho abbassato un tasto. Dopo una settimana che. Quale tasto? Cos'era, un do, un sol? Probabilmente, visto che ero seduto a metà, forse era tipo un do. Un do. Facciamo sentire questo do. Sentiamo. Cremonese, fallo sentire. Fai un do. Ecco. Da qui comincia. Nacque. Qui si apre. E poi invece hai detto, qui mi sa che è meglio che studio. Dunque, poi ho iniziato a suonare il pianoforte di nascosto. Senza studiare? Da autodidatta? Da autodidatta. Come il maestro Alessandro Alessandroni, anche lei è un autodidatta, vero? Sì. Ma come fate a diventare autodidatta? Perché io ci ho provato. Anch'io, ma con scarsi risultati. Niente. E allora? E allora così è andato avanti per diversi anni, fino al giorno della recita della quinta elementare nel teatrino della parrocchia. Io recitavo, facevo la parte dell'uccellino nella recita. Un attimo, scusa, Baldini, No, io facevo, pensavo un'altra cosa. Esatto. No, apprezzo il rispetto. No, ci mancava. C'era anche Del Piero. Ecco, lo sapevo. La banalità era in agguato, era una stronzata, era in agguato e lui l'ha detta. Non ce la fa. Dovevo, non ce la faccio. Però sul palco da una parte c'era un pianoforte verticale. Verticale? Finita la recita siamo stati chiamati tutti a ricevere l'applauso, io ero l'ultimo. Ho visto il pianoforte e sono stato preso da un istinto irrefrenabile ed ho suonato per la prima volta lì davanti a tutti. E cosa hai suonato? Ho suonato una melodia semplicissima di Chopin, il preludio della Una magia. robetta
diretta? Sì, Ma no. proprio. Ma no, era facile. Ma così, Più semplice di quella c'è solo po e basta. Sì. Cosa vuoi che sia? Scusa Giovanni, purtroppo tante volte vorrei la telecamera perché voi dovreste vedere come tiene le mani sul tavolo. Non ci sono tasti sul tavolo. Ma le però tiene lui come se tiene fosse le un mani pianoforte, è vero. come se suonasse il pianoforte. Voglio un esperimento, Lo so che radiofonicamente non vale niente. Però ce lo facciamo lo stesso. Mi suoni un pezzo sul tavolo con le mani, chiudi gli occhi e pensa alla musica, attenzione, silenzio totale, io devo mettermi via. Sì, vai. Dai. Ha suonato il tavolo. Ha suonato il La tavolo, moquette ragazzi. sul tavolo. Ha suonato, Maestro Alessandroni ha suonato il piano, ha suonato il tavolo. Incredibile. Senti, Giovanni, io starei a parlare con te tutta la giornata, perché solo l'aneddoto che gli ho sentito raccontare una volta, e non so, l'ho intervistato qualcuno. Il suo primo concerto con lui e quante persone? Erano 5 persone di pubblico, sì. Che bello quel concerto. No, veramente, quelle persone mi hanno fatto un tifo da stadio. Erano 5 che ti dicevano? No, applaudivano. Tutte e 5? Sì, poi ci siamo abbracciati alla fine. Vi siete abbracciati tutti? Ha provato a rifarlo con 2000 poi, ma non era. Ma tu hai provato a prendere i nomi di quelle persone? Avresti dovuto, perché te li dovevi mettere in un quadro con le foto, capito? Ecco, i primi 5. A che età l'hai fatto il primo concerto? A 21 anni. 21. Il primo concerto lontano da casa. Giovanni, io adesso non ti voglio chiedere fammi questo, fammi quello. Tu, cioè è inutile. Guarda, c'è quel pianoforte. Guarda, lì ci ha suonato Trovaioli ultimamente. Beethoven tanti anni Lelio fa. Luttazzi, ci ha suonato Lelio Luttazzi. Sì. Vado. Allora, poi mi dicono c'è un aneddoto su Bonolis che a Domenica Inn ti disse che non potevi fare un pezzo perché era troppo difficile per il pubblico. Può essere? Sì. Ah sì? Ecco. Ma tu te lo ricordi quel pezzo? Certo che me lo ricordo. E perché non ci fai quello? Faccelo qui. Noi quello vogliamo. Perché quello è troppo difficile. Vabbè, comunque si chiama piano karate. Ti spiego, io sono una persona molto, molto timida, no? Si vede. Quindi l'aggressività ce l'ho tutta repressa e la sfogo con questo brano che si chiama Piano Karate. Allora, signor, Piano Karate, Giovanni Allevi, silenzio totale, a Viva Radio. Ma io scusa, posso dire una cosa, Baldini? Scusa Giovanni, ma questa secondo me è altro che censura. Questa poteva essere la sigla di Domenica Inn, ma proprio sigla dopo essere. Senti, complimenti perché proprio tutta la rabbia anche è uscita fuori lì, Sì, mamma mia, mi batte il cuore. Sì, è vero, ma lui si fa prendere proprio. Ma tu riesci a fare così? Anzi, Vediamo, prova. Ne ho quasi bisogno adesso. Fallo, ti prego. Oh, carino ragazzino del tufello. Grazie Giovanni. No, perché ogni tanto ti portiamo sul basso, diciamo, su noi. Sì. Maestro Alessandroni, lei aveva mai sentito Giovanni Allevi? No. Che ne pensa lei? Fatto veramente eccezionale. Grazie, che persona delicata ed elegante il maestro Alessandro. Sì, tu invece sei molto ruvido. Sì. Cioè, fra tutte e due veramente siete una cosa che. E vedete che in natura ancora esistono persone così. Coltiviamole. Sì. Coltiviamo questa cosa. Mandiamole al governo. Questa cosa di gentilezza. La gentilezza non c'è più. A tal proposito, fatemi citare Renzo Arbore, che in questi giorni ha fatto un'intervista, ha detto una cosa santa, ha detto oggi noi ai nostri tempi facevamo la televisione per
per. Oggi invece la televisione si fa contro Contro, qualcuno. è vero, sì, è vero. Questo, quindi torniamo a fare le cose. Tra l'altro complimenti, per. ieri c'era il Papocchio in televisione, era E fantastico. oggi lo rifanno sì. su Rai Sat Extra, Da credo vedere, del pomeriggio. sì, da verso le vedere che era 5:30. bellissimo. Allora, chi? Ah sì, a proposito di gentilezza, scusate Giovanni, a proposito di gentilezza, il ministro della difesa, la Russia, molto delicato. Sì, è alle prese con il vertice della FAO adesso, no? Sì. Vediamo. Senti, se. Scusa, Giovanni, scusa se ti rompo. Tu riesci anche a creare, no? Delle musiche ad hoc. No, ad esempio, se io ti dico Viva Radio 2. Sì, no? che ti viene Viva in Radio mente? 2, Baldini, me che ridiamo, che scherziamo la musica e questo. Come puoi tradurlo in musica tutto questo? Mi viene quello di prima. Certo, ha ragione. Mi è piaciuto. E la russa come lo tradurresti? Allora sentiamo un po'. Dai, che il cosa il ministro. Sei più tranquillo questa settimana, dai. Secondo me sì, ora è finito il vertice della FAO, dunque non c'ha più beghe, non c'ha più persone da controllare, vedrai che. Pronto? Roger! Eccolo. Comandante Rambo La Russa all'ascolto, datemi la vostra posizione, passo. Ma che posizione, ministro? Siamo qui seduti nel nostro studio di Viva Radio 2. Mi sentite? Cosa sta facendo? Purtroppo ho appena finito il rancio al ministero, Il rancio. ho ancora dei virili sfilacci di stinco di montone fra i denti. Se in ufficio non può usare lo spazzolino, provi col colluttorio, scusi. Baldini, cosa dice? Il colluttorio da femminucce? Ma sta certo. scherzando? Io mi faccio gli sciacqui con un cocktail di mia invenzione. Cioè? Un terzo Vim liquido, Sì. un terzo Via Cal e un terzo Candegginace. Ah, la candegginace, me la ricordo, quella della nonnina coi capelli bianchi. Una volta, Baldini, perché? la nonnetta era troppa casalinga e rassicurante. L'ho fatta strangolare da Mastro Lindo ultimamente. L'ha sciolta nell'ace proprio. Ora non mi distraga che mi sto preparando per la partita dell'Italia. Ah, bene, come se la vede? In poltrona, maxi schermo. Ma che cosa sono queste comodità da debosciati? Dove se la vede? Io per... Ha preso la rincorsa. Non ruggisca. No, calmo. Diceva, lei non se la vede in poltrona. No, io per seguire la partita mi sono fatto scavare una trincea a portavia. Niente televisore. Mi informerò con una radio da campo collegata direttamente con Berna. Ecco. Mi scusi, devo fare una prova radiocronaca. Sì. Qui, comandante Rambo La Russa, Roger, mi sentite basso? Mi senti, Luzzi? Chi è? Ah, Luzzi. Ma sei... Pronto Ignazio, sono Ezio Luzzi da Berna per la radiocronaca Italia-Olanda, mi senti? Prova! Con Luzzi. Luzzi, ti ricevo, Roger, sei in tribuna stampa? Ti sei messo la divisa che ti ho mandato? Sì Ignazio, la sto indossando, ma queste mutande ragno si mettono con l'etichetta davanti o quella dietro, scusa. Non ti preoccupare, sono double fast. Senti Ezio, ricordati di andare negli spogliatoi e di dire all'arbitro che nella trincea, qui come ho, moglie e figlia dell'arbitro. Ecco, sì, la rilasciamo solo in caso di vittoria Ma dell'Italia. come, ministro? Non può tenere in ostaggio i familiari dell'arbitro, dai, non è corretto. Non si impicci! Ah, vabbè. Vabbè. Baldini, è un'operazione dei servizi segreti, stia tranquillo, che io conosco le regole dello sport. Il mio motto personale rispecchia i più alti valori morali di De Coubertin. Bravo, e qual è? L'importante è partecipare oppure vinca il migliore? No, Qual il è? mio motto è fair play, sta minchia. Abbiamo una pubblicità e infatti. dopo il maestro Alessandroni ci farà un altro pezzo e poi come Paolo il calcio, Fava, ti ricordi Bortoluzzi Bene. dallo Dai, studio sì. faceva bene, dopo la pubblicità il maestro Alessandroni e poi a chiudere con Allevi. Forza Ascoli, mi senti? Sì, pubblicità. Vai. Qui è la linea calda di Bolt. Io sono Vanessa. Tu come ti chiami? Ugo. Ugo, chiudi gli occhi e immaginami. Indosso una maglia della salute bianca. Porto i mutandoni della nonna. Ma veramente... Che profumano di Bolt Gelsomino Shot. Ah, allora, dimmi tutto sulla tua maglia della salute.
Il profumo di Nuovo Bolt detersivo fa perdere la testa. Gelsomino Shot, sprazzi d'estate, vortice d'ossigeno. Scoprili su ilovebolt.it. Nuovo Bolt, il profumo più irresistibile della terra. Dino, dammi un crodino. Subito. Ho passato il weekend a giocare con la Wii. Golf, tennis, bowling. Ho fatto pure un incontro de box. E Vittoria t'ha lasciato? Sì, al tappeto. Crodino regala ogni giorno una Nintendo Wii e in più voli ad Hollywood su un set con Fox. Scade il 30 settembre 2008. Regolamento su crodinofox.it. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, volevo uno yogurt alla frutta naturale al 100%. Le do Iomo 100% naturale ai mirtilli neri. Ma è naturale al 100%. Naturale al 100%, che naturale al 100%, se no non si chiamerebbe Iomo 100% naturale. Già, naturale. Al 100%. All'elenco ingredienti più corto che c'è. Iomo 100% naturale è fatto come lo faresti tu. È l'unico con solo yogurt, pura frutta e un po' di zucchero. E solo latte fresco italiano. Per questo Iomo 100% naturale ti fa così bene. Italiani, Model Piero vi fa un annuncio importante. In nazionale ho imparato a bere oliveto. E perché? Perché mi aiuta a digerire. E quindi? A vivere in forma. Italiani, Alessandro Del Piero è campione mondiale di bocce. Di calcio, madre superiora, di calcio. Oliveto è l'acqua dei campioni del mondo. Maestro Alessandroni si sta preparando. Che bello. Maestro, Sì. cosa ci fa adesso, maestro Alessandroni? Il tema di Rossana dal film Sette uomini d'oro. Bellissimo. Grande. Scusa, c'è il maestro Vince Tempera pure in prima fila che appena ha sentito questa cosa ha alzato la mano come dire capolavoro, mi piace che diceva Vince Tempera 2-0 come? Anche 3-0 ogni tanto. Dicevi, maestro? Dicevo che è un brano, ne parlavamo prima nei camerini, con maestro Alessandroni, poco eseguito, anzi mai eseguito dalle orchestre italiane. Invece sono contento che la esegua anche perché Troioli, Sette uomini d'oro, è stato un momento magico delle colonne sonore del cinema italiano. Beh, ragazzi, sei stato bravo? Vince Tempera, ma sei un mito, sei. Maestro Alessandro Alessandroni. Oggi puntata altissima a livello musicale, altissima. Sì. Alessandro Alessandroni e poi Giovanni Allevi. Tra l'altro, Giovanni, mi dicono che affronterai un'orchestra per la prima volta, dirigerai un'orchestra, perché tu solitamente suoni da solo, no? Sì, un'orchestra sinfonica. Quanti sono? Sono quasi 40 persone. Non è male, non è male. Hai capito? Sì, sei 40. contento di questo? Sì, molto contento, anche perché sono molto bravi. Quindi il loro talento onora la mia musica. Senti Giovanni, è vero che una volta hai interrotto un tuo concerto perché c'era una rana che gracidava? No, ho continuato a suonare. C'era una rana che effettivamente reagiva a determinate frequenze del pianoforte. Ci credo. Cantava? E quindi sì. Gracidava in solo tipo. E tu pare che tu hai fermato il concerto e hai detto al pubblico: beh signori, ascoltiamo la rana che è molto brava, è vero? Una cosa del genere? Una cosa sì. Tra l'altro è anche registrato, quindi si sente. Bene. Poi tanto guarda, scusa, ti interrompo, che c'è una notizia, perché sai, noi ci arrivano in tempo reale. Fassino, mentre sentiva questa cosa qua, ha dichiarato: anch'io una volta interruppi un comizio perché c'era un rospo in sala. Ma quello? Rosy Bindi. Esatto. Poverina Rosy Bindi, ma perché gli dicono tutte queste cose qua? Tra l'altro posso dire una cosa, io la trovo affascinante. Anch'io? Io proprio Rosy, anzi sai che ti dico? Io proprio a Rosy Bindi. Un paio di No. Ho detto io a Rosy Bindi. Io mando avanti Cremonesi. Ecco, ok. Vigliacco.
Ormai Cremonesi ci crede a quella Sì, telefonata. sì, ormai è calato nella parte. Nel frattempo salutiamo questo minore che c'è in prima fila. Sì, che ci infatti, sente. ciao, scherzavamo. Ciao, come va? Noi virili. Cioè. Allora, scusa Giovanni, Sì. se cosa suoni? Se uno ti dice, ehi Giovanni, dai, Suonaci qualcosa. Suonaci qualcosa, la prima cosa che fai qual è? Così di getto. Il brano che si intitola Aria, perché essendo io una persona ansiosa, si è capito, allora mi sono scritto da solo questo brano così che mi aiuta a respirare. Cioè sarebbe, si può fare? Signori, Giovanni Allevi. Aria. Lolli, se l'ha registrato ci faccio la suoneria del telefonino, giuro, con questo. Giuro, Ce la faccio davvero? Che ti dobbiamo dire? Bravissimo. Sai cos'è? Che Sì. quando comincia a suonare ti inchioda lì. Sì, non c'è niente da fare. Ti rendi conto che fortuna che hai? No. No, renditi conto. Ma soprattutto chi vive con te. Sei sposato? Io sono sì. Pensa a tua moglie come si sveglia la mattina. Che bello. Ti alleni mai a casa? A casa non ho il pianoforte. Fantastico. Ma veramente? Sì. È No, come veramente. un fornaio senza forno, non lo so Sì. come fai. Non hai il pianoforte a casa? No. E dove vai a suonare? No, a parte che ultimamente per mia grande gioia sono continuamente in tour, quindi non sono mai a casa, però faccio un lavoro tutto mentale. Ah sì? Tu tipo sei in aeroporto? Sì. E suoni? Con la mente. Con la mente, incredibile ragazzi. Cremonesi, Fantastico. ma stai ascoltando? Sì, stai prendendo appunti? È vero. Stai sentendo? Incredibile, guarda. Era veramente. Io ti sentirei parlare. Maestro Alessandroni è curioso, molto curioso. Che bello, guarda. Senti, poi dopo vogliamo fare una cosa che facciamo mai, vogliamo far sentire un pezzo tuo dal disco, perché far capire proprio che cosa c'è nel tuo disco. Scegli tu un pezzo, quale possiamo keep moving? Keep Moving, sì, Bella sì, Keep sì. Moving? Sì. Mettiamo quella? Alla fine, come... Sì. Però ti tocca, tra poco. Sì, perché tra un po' ora tu sarai pure bravo. Però Ancora c'è proprio in strada ne devi fare. chi è insuperabile. Che bello, però mi emoziona questo. Ma tu l'hai mai sentito parlare di Paolo Fava? Certo, l'ho anche visto. Certo, l'ha anche visto Paolo Fava. Allora signori, sta per entrare Sì. il jazz che cammina. Adesso il duetto tra Paolo Fava E Allevi. io non oso Pensare a cosa verrà fuori, mi raccomando l'applauso lieve, meglio con E le quando dita. arriva si Ok. offende se Perché uno si fa offende, l'applauso sì, che è volgare. da varietà. Sì, No. infatti. Signori, Paolo Fava. In una giornata così non poteva mancare la presenza di Paolo Fava. Grazie. Prego. Questa volta Valdini l'ha detta giusta. Meno La male. mia è una presenza, Sì. proprio una presenza. Non vengo veramente, io non vengo mai chiamato. Ah, no? Così. Io mi materializzo. Ah, certo, ho capito, sì. Sono proprio puro spirito musicale. Pensi che qualche volta per chiamarmi a suonare non chiamano il mio manager. E cosa fanno? Fanno una seduta spirito. Ah, ho capito. Senta, quest'oggi abbiamo un ospite musicale eccezionale. Chi? Mozart? Beethoven? No, c'è Giovanni Allevi. Ah, ho capito, il capellone. Vabbè, il capellone lo chiama. Guardi, fra lui
Branduardi e Cremonesi non riesco mai a distinguere. Ma per capire chi sono devo soffiare sulla testa e vedo chi c'è sotto. Senta, maestro Fava, lei sarà a conoscenza della bravura di Allevi, ha anche scritto un libro che si intitola La musica in testa. E allora? E come allora? A me mi ha copiato 10 anni fa, scrissi un libro analogo. Come si intitolava? La fava in testa. Senta, il 20 giugno lei sa che Giovanni terrà un grandissimo concerto ad Assisi, un evento eccezionale. Sì. Speriamo che San Francesco gli faccia il miracolo e impari a suonare. Vabbè, adesso. Vabbè. Senta, volevo dirti il mio ultimo disco, volevo anche ringraziare perché i musicisti che hanno suonato con lei. E chi sono? Chi sono? Del jazz. Fio. Sentiamo. Proprio. Sì. Allora, posso salutare? Prego, salutiamo. Allora, sono Bill Frisell, Victor Provost, Giovanni Pavone, Rocco Zifarelli, Stefano Porcilai, Mauro Beggio, Enrico Bracco, Tommaso Cappellato, Gianni Coscia ed Enzo Roccoloni. Perfetto. Gente che sono il forfiore. Bene, sì. Chi è? Chi è? Allevi è il ragazzo al pianoforte. Quello seduto al piano. Sì, esatto. Perfetto. Cosa vogliamo fare? Che vogliamo fare, Giovanni? Improvvisiamo come nella tradizione. Allora, per favore, la parola improvvisazione mi dà i nervi. Io non improvviso nulla, io scrivo, creo, materializzo. Allora, create qualcosa. Allora, mi venga dietro. Vabbè, sentiamo, parte. Anzi, parta lei, che è meglio. Sì. Forse è meglio, perché sennò. Grazie. Non ringrazio mai a metà pezzo, però devo dire che il ragazzo è bravo anche perché non, ha seguito le mie note. Lei la stava spezzettando. Se ricomincia. Vada, come si chiama? Allievo. Giovanni, Allevi. Facciamo un'altra. No, scusa, è sempre lo stesso pezzo, come facciamo un'altra? Quello era all'inizio. Prego, Levo. Eccolo qua, il duetto è scappato Fava. Duetto Fava Allevi. Perché Allevi Fava suonava male. Allevi Fava, siamo quasi in chiusura. Abbiamo qualcuno? Dobbiamo provare a chiamare. Giovanni, no, aspetta, però nell'attesa, Sì. Giovanni, facci un'altra cosetta, dai, quello che vuoi, quello che vuoi tu del tuo disco precedente a questo, quello che vuoi, perché noi stiamo provando, caro maestro Alessandrone, a chiamare Mike Buongiorno. Vedrai che dirò, c'ho qui Giovanni Allevi, l'ho inventato io. Il maestro Alessandroni gli ho insegnato io a fischiare. Ok, siamo pronti? Vai. Chiamatemi il nonno il e vediamo un po' e sentiamo diciamo il meraviglioso Giovanni Allevi. Bravo.
Sai la cosa bella che poi te la ricordi. Cioè, nel senso, non è difficile. Se io me la ricordo. No. È bella, sì, molto. Bella. Sì. Mi metti pace, sai? mi metti pace. Puoi venire con me quando viaggi in aereo? Sì. che se viene giù è pace eterna. No, tu ti metti con una tastierina vicino a me mentre io mi siedo lì e tu ti metti lì e io volo tranquillo. Complimenti Giovanni Allevi, vedo che c'è anche un libro, la musica in testa, guarda. C'è bisogno che noi ti auguriamo niente, perché arriverai veramente molto ma molto in alto. Sì. Vedrai che Alessandroni, maestro, lei un'altra cosa ce la deve fare. Ci deve regalare qualche altra cosa. Ci deve regalare un'altra cosetta, Sì, ma anche Mohamed lì, con i suoi rumori, faccia pure lei qualcosa. Che cos'è quello? È l'inizio di Trinità. Ah, Trinità! Bello. Guarda qui, ragazzi. Trinità, da telefonino cellulare questa. Sì. Senti Trinità. Allevi, tu sai chi è Trinità? No, non c'è. Cioè il padre Terence. No, non è questo. Era Terence Hill, semplicemente. Senti questa, eravamo ragazzi. Bellissimo. Ho avuto un'idea. Sì. Ho avuto un'idea. Qual è? Chiudiamo con una cosa. Allora facciamo Giovanni, maestro Alessandroni, Silvero il nostro, tutti insieme. Adesso non si sa che cosa suoneremo. Cremonesi, orchestra, fiati, rumori di qualsiasi tipo. Adesso noi cominciamo e poi accodatevi ognuno. Faccia lei, maestro. Parte. Inizia Ribeiro do Brasileiro de Denski fuori chi bench, che palleggia. Parte lui. Vai. E dopo, signori, in Sicilia si dice come se viene seconda, non Vai. si sa. È un pezzo che non esiste, ma parte da qua, registra tutto, Lolli. Vai, Riserio, prima. Secondo voglio partire io,
Grandi, bravi. Salutone a Jacopo, il piccolo Taddia, che è qua. Eccolo là. Ciao Jacopo. Eccolo là, Jacopo. Vai. Allora, bravi, vero Jacopo? Ti è piaciuto? A tutto papà, pensa. No, a tutto lui. niente praticamente. È il figlio di uno dei nostri autori che sembra lui il figlio, ma è anche padre, pensate. È giovanissimo. Sì. Allora chiedete, veramente facciamo i complimenti al maestro Alessandro Alessandroni, Giovanni Allevi, che oggi ci hanno regalato qualcosa che va al di là della musica. Inizia bene la prima l'ultima settimana di il primo Viva giorno Radio. dell'ultima settimana. E domani, sapete che abbiamo domani? Avremo Augusto Enrique e Isu Band. E indovinate chi ce li porta qua? Beh, ve li ho portati io da Cuba, ce li porta proprio lui. Domani Gianni Minà arriva con 77 persone. Elementi, esatto. Tutti trombe. Cioè, domani mariachi. non c'è pubblico, ci sono solo loro. Perché ricordiamo che c'è questo concerto all'Auditorium, non perdetelo, solo 3.000 posti, forse è rimasto qualche biglietto. Si balla ancora. anche. Che giorno è, mi ricordate? Chi se lo ricorda di voi? Aspetta, adesso lo troviamo subito. È l'11. L'11, mi raccomando, informatevi, chiamatevi l'Auditorio di Roma. Sì. Allora, noi abbiamo concluso Spostati? Sì. Ciao. Avete sentito? Sì, oggi fantastico. Che bella jam session. Saluti anche a Giovanni. Lo conoscete? Sì, è venuto a trovarci qualche mese fa. Ciao Giovanni. Che suonava lì da voi? No, non ha suonato. No, da voi ha fumato. A Levi credo che non abbia un vizio neanche, no, non ce l'ha. vizio. Ce l'aveva imposcato nei capelli. Esatto. Non hai vizi, Giovanni? Che mi assorbe. C'è solo lui, solo musica. Sì, Allora, voi avete degli ospiti oggi? Noi abbiamo la Maria Nazionale. Ciao, buon pomeriggio, un bacio ragazzi. Cantante classica napoletana, famosa. La conosco. Cara Maria Nazionale, ho visto un sacco di tuoi video, li mandano sul canale, non mi ricordo come si chiama, però ce n'erano tanti tuoi. Complimenti, Maria. Grazie molte, ti sono piaciuti almeno? Sì, però non ci puoi cantare niente a noi, lì non hanno strumenti, come fai a cantare? Che ora scusa. Possiamo fare un pezzetto così a cappella? Tipo? Cosa? Mi rivolto sospirando, passo di notte interi senza sonno, e devo dire tu vai contemplando. Non mi ricordo più il testo. Però è una canzone siciliana, mi rivuoto, che significa? Ho fatto questo per te. Grazie, significa mi giro e mi rigiro nel letto. Gli Spostati sono famosi per il fumo, non a caso c'hanno la Maria Nazionale. Esatto. Mi è sembrato giusto. Certo. Non vedevo l'ora. Io infatti ve l'avevo presentata così, poi l'ho messa vaga, ho visto che non avete detto nulla. Vabbè. No, comunque complimenti per l'ospite, perché è un ospite molto interessante, veramente. Quindi ascoltate dopo, perché ci sono gli Spostati con Maria Nazionale. Ancora grazie a Levi. Dove t'hanno catapultato oggi? Che bello però. Io ho bisogno, di queste di essere in contatto con lui la ha è come andare allo zoo per lui. Sì, noi siamo. Ha ragione anche. Abbiamo il macaco suonatore di piano. Attenzione, ascoltate la notizia dei 40 orchestrali che seguiranno a Levi, un liberatore di capannelle di Chiara. Noi una volta eravamo in 180 addirittura a seguire Bandini, ma non ce l'hanno fatta. E consentite l'ultimo saluto lo voglio fare al professor Cerulli. Professore, buongiorno. Il professor Cerulli il professor Cerulli si occupa di occhi, vero professore? Grazie Fiorello. Professore chirurgo, soprattutto anche infantile, che è una cosa. Certo. Le operazioni agli occhi sono sempre molto. Mi raccomando di far vedere i bambini o dopo i 3 anni di età sempre agli oculisti. Sempre. Devo scambiare 2 paroline dopo. Perché? Per me. No, è vero, non c'è. No, ma io non scommetto però. No, non era quello. Lei conosce le cefalee oftalmiche, scusa. Ecco, su quello volevo chiedere. Sì, perché lui è malato di cefalea oftalmica. Ed è una grande rottura di. Sì, perché dice che delle botte a un certo punto non ci vede più. Non solo, e ti viene anche difficoltà a esprimere delle parole. Ma devi dare i soldi! No, succede sempre allora.
Salutiamo gli amici della Repubblica delle Banane che hanno fatto ste belle magliette, sono stato intercettato in company. Grazie Repubblica delle Banane. A me non me l'avete dato. Ce l'hai pure per te, ce l'hai. Allora chiudiamo con Giovanni Allevi, come promesso, però sentiamo il disco. Dov'è il mio? Giovanni, me lo devi autografare, certo. Mi devi scrivere quel giorno. Fiorello proprio. Ci avevamo anche la concorrenza, Chi è? Radio Capital, la Betti Senatore. Ecco. Radio Capital, mitica. Sì. Bellissimo. No, è bello, sì, certo. Poi c'è Zuccone, no? Simpaticissimo Zuccone. Direttore, ciao a tutti. Il direttore. Sì. Tanto di cappello. Sì, massimo rispetto. Massimo rispetto. Certo. Al grande Zuccone. Allora, grazie senatore. Grazie a voi, ciao. E allora, una volta eri qua, ma torna qua. Appunto. Ma qui pagano di più che Radio Capital. Dai, torna qui. Allora, signori, assoluto silenzio. Dal disco così voi saprete che cosa comprare. Già, sentendo. Quindi voi andate al negozio di dischi e dite: mi dà un CD di Viva Radio 2? È finito. E dite: vabbè, mi dia Allevi. Capite? Ok? Allora, Giovanni Allevi, sentite che cosa si mette in casa o in macchina, e su questo vi salutiamo. Sì. Mi è piaciuta quella delle Cefaleuta. No, è vero. Mi devi i soldi. È Giovanni vera. Allevi, vai. Ciao a tutti. Ciao. Ciao! Viva Radio 2, Ciao!